una bella panzanella alla moda della Rocca con verdure marinate al basilico, sì. Me lo voglio bere con questo frizzantino della Rocca. Grazie. Thomas, vieni un attimo. Ma te lo sai che lavoro stressante che faccio io? Thomas, io faccio il rappresentante. Thomas, io mi sveglio presto la mattina, mi infilo dentro l'autostrada per ore e ore e ore. E quando esco la sera ci esco dopo ore e ore e ore. A notte inoltrata, Thomas. Meno male che però c'è la mia pausa pranzo, il mio momento di relax. Nessuno me lo può togliere, Thomas. L'altro giorno me ne stavo andando sulla via Emilia quando a un certo punto vedo una ragazza, una bella ragazza, Thomas. Mi sembrava che chiedesse aiuto. Allora mi sono avvicinato, ho tirato giù il finestrino e ho detto: signorina, ha bisogno di qualcosa? Quella mi guarda e fa: 50 euro. 50 euro? Thomas, ma che sti soldi, capisci? 50 euro, ma dico io, ormai mi li chiedono tutti i soldi, mi li chiede mia moglie, mi li chiede mia figlia, mi li chiede mia suocera, fa finire che mi li chiede anche il gatto, 50 euro, ma cosa c'ha la faccia io? Io c'ho la faccia di uno, che fabbrica i soldi dalla mattina alla sera, Thomas, 50 euro qui, 50 euro là, 50 euro su, Thomas, io faccio il rappresentante, Thomas, è un lavoro difficile, è un lavoro duro, ti rendi, questa giacca, secondo te quanto costa questa giacca? La giacca del rappresentante 50 euro? No, Thomas, costa molto di più, credi? E difatti, quella ragazza era vestita in un tubino molto stretto che sarà costato, sì, no, 20 o 30 euro. E allora sai cosa ha fatto Thomas? Gli ho dato 50 euro e ho detto: no! Prendi questi soldi e comprati un altro vestito che il tuo fa letteralmente schifo. Ho fatto bene, sì, ho fatto... Ma dimmi te, Thomas, ma che fine faremo così andando avanti di sto passo, Lo sai, non lo sai, te lo dico io. È uno schifo, Thomas, una vera e propria schifo,